Una buonasera cari telespettatori e telespettatrici, una nuova puntata dello Scrigno all'aria aperta. Oggi assieme a Francesco Snidero ci troviamo a Ciconico di Fagagna che da anni ospita la Sacra Rappresentazione. Di solito è un evento che si svolge nel periodo pasquale. Il Covid, come in altri casi, ha fatto il suo e quindi le date sono state un po' cambiate. A metà settembre proprio qui ci sarà la Sacra Rappresentazione e noi siamo in attesa che Andrea, il presidente che gestisce assieme agli altri volontari questa manifestazione, arrivi, perché saranno presenti con i costumi di scena e quindi li vedremo proprio, vi offriremo una anticipazione. Però non c'è solo a Ciconico la Sacra Rappresentazione, ma ce ne sono altre in giro per il Friuli. Saluto questo signore che si chiama Bortolo Filippine. Allora, Bortolo, lei di fatto arriva da Erto. Da Erto, dove che ogni venerdì santo con qualsiasi tempo facciamo la Via Crucis vivente, itinerante, non è fissa come questa che fanno qui per le vie del paese, e poi si arriva sul Golgota, su una collina in periferia del paese per fare la crocifissione. Questa sacra rappresentazione che noi facciamo risale dal 1600 e cerchiamo di portarla avanti ogni anno. È stata interrotta solamente l'anno dopo del disastro del Vajont, cioè il 1964, e questi 2 anni qui di Covid, se no l'abbiamo sempre fatta. Non lo so se in tempo di guerra è stata fatta, questo è un'incognita che non sono riuscito a capire. Senta, come si fa a mantenere quella che di fatto è una tradizione? E si fa fatica specialmente in questi ultimi anni perché faccio riferimento alla mia comunità, diminuisce le persone, non c'è ricambio generazionale dei giovani perché i giovani sono sempre meno e poi i giovani non è più sentita come si sentiva quando eravamo giovani noi. Quanti sono? È giusto definirli figuranti? È giusto definirli figuranti. E in un paese come Erto, che è di 300 anime, i figuranti sono 120 circa, per cui faccia lei la percentuale. Un altro mio collega di Sezze nel Lazio, dove un paese è di 22.000 abitanti, lì sono 800 figuranti. Le proporzioni. Senta, chi è che fa il lavoro di ricerca? La ricerca, ricerca non abbiamo un regista, non abbiamo nessuno che fa ricerca, cerchiamo di tenere in vita questa tradizione come ce l'ha tramandata i nostri padri. Chi è stato un pioniere di questa rievocazione a Erto? Beh, io da dopo il disastro del Vajont sono sempre stato il gestore dei costumi e anche a portare avanti questa tradizione, insomma, ecco. Senta, la rievocazione è il sacrificio di colui che ci sta anche a Erto, e lo ha ricordato lei, il disastro è stato un sacrificio che forse era evitabilissimo. Evitabile, e questo sacrificio del disastro del Vajont della nostra popolazione poteva essere evitato, ma per cui diciamo, il progresso ha portato a nascondere determinate pericolosità. Posso approfittare dell'occasione per chiedere che ricordi ha di quei giorni? Beh, ricordi quello che mi rimane in mente inizialmente è che io proprio in quel giorno ero andato a scuola a Belluno, ero arrivato alle 18 col treno a Longarone, poi dalle 18 sono salito con la corriera, sono passato davanti alla diga verso le 18:30. Se sarebbe venuta giù 4 ore prima non sarei qui con lei, mi avrebbe preso anche me. E per cui
non lo so come esprimere questa situazione immane che si è precipitata sulle nostre località, Lerto e Casso, Longarone e Castellavazzo. Sono stati i 3 paesi più colpiti. Naturalmente il grosso dei morti è andato a Longarone perché si trovava proprio di fronte alla diga, la diga non ha ceduto, l'acqua che era nel lago parte, ha traboccato la diga, è andato giù e ha spazzato via Longarone, la restante acqua spinta dalla frana ha provocato una grande ondata che è andata a sbattere contro le sponde del lago, portando via quelle case che erano abitate, che non erano state espropriate a seguito della costruzione del lago, ma abitate, e la gente che abitava non era stata invitata e avvertita della pericolosità. Senta, voi fate una rievocazione che di fatto invoca a nostro Signore, no? Sì, Ricostruisce, sì. il pensiero vostro va a quei giorni. Certo, vai quei giorni perché anche quello è stato sacrificato come è stato sacrificato la mia popolazione dalla tragedia, lui invece è stato anche lui volontariamente sacrificato la sua vita per noi. Qualcuno però potrebbe dire Dio dov'era quel giorno? O Dio forse non c'entra tanto. Ma non possiamo andare a fondo su queste cose perché queste cose sono più grandi di noi e per cui quando succede banalmente un incidente è la stessa cosa, dov'è Dio? Ma Dio, siamo noi che provochiamo l'incidente, non Dio. E Senta, Dio come fa a salvarci quando noi provochiamo del male? senta, Mauro Corona come sta? Mauro Corona penso che stia bene, io vivo nella parte vecchia del paese, per cui è anni che non lo vedo perché lui abita lassù e io nella parte nuova non ci vado mai, nel bar non ci vado, per cui l'ultima volta l'ho visto in televisione quando è stato con, Forse la Berlinguer. con la Berlinguer, con Carta Bianca lì, no? E poi adesso non so se fa altre interviste, fa altre cose, questo non lo so. Senta, concludendo le chiedo quando Covid permettendo, si tiene la vostra rievocazione. Il prossimo anno, il venerdì santo del prossimo anno, speriamo che questo Covid abbia una fine, però mi sembra che andremo avanti per un bel po' di tempo, quanto non lo so. Senta, i figuranti quanti anni hanno mediamente? Mediamente, come le dicevo prima, la percentuale dell'età è molto alta perché i giovani sono meno, nascono meno e quelli che nascono vanno via. Anch'io ho 2 figli e vivono a Udine, per cui sa com'è, la montagna purtroppo si spopola. Grazie. Di niente.
Abbiamo visto questa clip confezionata dal nostro Francesco Snidero, che ha voluto raccontare con le immagini e un po' di musica di accompagnamento quella che è la rievocazione di Erto. Abbiamo sentito il Presidente raccontarci quanto è difficile organizzare un simile evento in una località dove regna purtroppo sovrano lo spopolamento. Ma avete visto che, sentito che a Erto ci sono circa 300 abitanti, 120 i figuranti, cioè coloro che vogliono partecipare a questa che è una iniziativa che ovviamente, come nel caso di Ciconico, si tiene nel venerdì di Pasqua, venerdì santo. Ribadisco, a Ciconico invece ci sarà questa rievocazione che avverrà a metà settembre. Io adesso vado in pubblicità e poi è arrivato Aldo Paron del Circolo Ricreativo Dringhe dell'Aide, quindi ci spiegherà che cosa fa questa realtà nella bassa friulana, e realtà che si specchia nelle meravigliose acque del fiume Stella. Ed eccoli come previsto i figuranti della rievocazione di Ciconico si stanno preparando. Ci sarà una prova generale o una prova comunque proprio per mostrarci quello che succederà qui a metà settembre, ma nel frattempo, come vi preannunciavo, è arrivato anche Aldo Paron. Andrea ha fatto bene a coinvolgere anche i colleghi che fanno altre rievocazioni nel venerdì santo, e questo signore è alla guida. Mi piace definirlo Circolo Dringhe dell'Aide, ma esattamente è Gruppo Ricreativo Dringhe dell'Aide. Possiamo spiegare cos'è? Ma il nostro gruppo si occupa di varie cose. Siamo nati con la rappresentazione sacra del Venerdì Santo che noi chiamiamo Giudeos. Poi abbiamo aggiunto il teatro, poi abbiamo fatto varie cose, carri di carnevale, mini cantanti, più cose abbiamo fatto. Però la nostra maggiore attività rimane il teatro e la rappresentazione sacra del Venerdì Santo. Ecco, Aldo, possiamo spiegare Dringhe dell'Aide, il nome? Ma Dringhe dell'Aide prende nome da due statue che erano messe all'inizio del paese venendo da Codroipo. Sono un paio d'anni, sono state buttate giù negli anni 30 e un paio d'anni le hanno ricollocate due statue che non sono le originali. Le teste originali si trovano nella sala consigliare lì a Rivignano. Dring sarebbe Sandrin e Dell'Aide Adelaide, no? Che personaggi erano e sono? Ma nessuno sa quelli che erano, è come in Piazza Libertà, quelle due statue che non mi viene il nome adesso. Ci sono due statue messe lì, ma nessuno, anche fatte ricerche da qualcuno, non sa quando sono state messe e da cosa dipende il fatto che erano lì. Aldo, da quant'è che si fa la rievocazione? Ma la prima data che abbiamo trovato nel libro della Chiesa parla di un 1784, che è stata fatta e l'hanno trovata blasfema, la Chiesa l'ha trovata blasfema. Poi sicuramente negli anni 20 è stata fatta perché abbiamo delle foto. Ci sono 2 o 3 foto fatte quegli anni. Poi è stata ripresa negli anni 40 e lo facevano quelli della classe, l'anno che la classe faceva. I coscritti? I coscritti, sì. Poi noi l'abbiamo presa nel 1974, poi lasciata 2 o 3 anni, era un gruppo di amici, e poi nel 75 abbiamo fatto la prima rappresentazione come gruppo Dringhe dell'Aide. Ecco Aldo, mostriamo la copertina, questa che cos'è? Questo era un libretto fatto per i 25 anni della manifestazione. Noi siamo nati, anzi nel nostro paese non si fa una rappresentazione, sono nati come quadri. Durante la processione del Venerdì Santo, dopo la messa, le funzioni religiose, si andava fino al cimitero, c'era un quadro, sempre verso il Calvario, e poi ritornando indietro la crocifissione. Poi noi con gli anni abbiamo fatto 6-7 quadri più una rappresentazione finale col Calvario, tutto quello che occorre. Adesso è un paio d'anni che lo facciamo, la prima scena in chiesa,
Sì? La prima cena in chiesa, poi si va a fare il giro del paese, non si va più in cimitero e si ritorna e poi si fa l'ultima cena di nuovo in chiesa, perché abbiamo adottato quel metodo lì perché non ci permettevano più di fare un calvario alto 12 metri, perché noi non abbiamo le colline, quindi ci si adattava. Siamo a Rivignano Teoro. Sì, sì. Ecco, la selezione che questa è una domanda che non ho fatto al presidente della rivocazione di Erdo, dei personaggi, come avviene? Allora ci sono due metodi. Ci sono delle scene recitate che sono gli attori del Dring e dell'Aide e poi ci sono le scene statiche che si prende dietro la fisionomia, la personalità della persona che c'è, se è grande, piccolo, se è un frustatore deve essere ben messo, se è Gesù Cristo deve essere un bel ragazzo. Scusa, ecco, io cosa potrei fare il frustatore? No, non ancora, ancora qualche chilo ci vuole. Andare su un po'. Sì, sì. Ecco, e quanti sono i figuranti? Ma noi ne abbiamo da 100 a 120, noi vestiamo da 100 a 120 persone, dai romani al popolano alle personalità. Un anno abbiamo fatto tutte le 14 le stazioni, quindi 14 Gesù, tutto un lavorone. I costumi? I costumi sono stati fatti nel tempo, abbiamo cominciato appena iniziato con costumi che valevano poco, erano pochi soldi, e poi un po' una volta, grazie alle signore del gruppo, hanno cominciato a cucire e hanno fatto un lavoro straordinario. Ecco, un nome e un cognome che ti porta, magari che non c'è più e che tanto ha fatto per questa compagnia, per questo gruppo? Sicuramente Vittorio Valentinis, quello che ci ha fatto nascere. Era un maestro, lui faceva il regista, scriveva i testi, faceva tutto, sia dei Giudeo sia delle varie attività che facevamo. È mancato nel 76, giovanissimo, a 50 anni, quindi, e ci ha lasciato un po' lì. Poi abbiamo ripreso con una maestra, ma la partenza è stata da Vittorio Valentinis. Poi ha preso la Pia Pilutti e poi si sono alternate varie persone a portarci avanti. Ecco, Paron, dobbiamo dire anche il rapporto con la Chiesa. Buonissimo. Noi prima di fare andiamo a parlare adesso con Don Paolo, ma prima con i parroci che c'erano prima, ci mettiamo d'accordo cosa facciamo, se va bene, se non va bene, non hanno mai detto che non va bene. Dove si tiene questa rievocazione? Ma come ho detto prima, il primo quadro in chiesa, poi si va in processione nei vari posti, può essere un portone, può essere un giardino, può essere il giardino pubblico, facciamo lì i quadri con l'illuminazione adatta adesso che si può, una volta c'erano 4 fiaccole, però a quei tempi nessuno li dimentica. Quando è iniziata la tua esperienza? Ma io sono stato insieme a un altro gruppo di amici, il primo. Le prime rappresentazioni io c'ero, per 20 anni ho fatto Giuda perché nessuno voleva farlo. Cioè, quindi erano resti a prendere questo Sì. ruolo? A fare Giuda nessuno voleva farlo e l'ho preso io. E poi sono passato, adesso non faccio più, faccio dei filmati, delle foto della serata. E le presenze ci sono, sì? Sì, chi avevamo 25 anni fa, che aveva 15-16 anni, ci sono ancora e portano i figli, e quella è la bella cosa, che il papà porta il figlio o la figlia a vestirsi e sono contentissimi. Adesso sono 2 anni, caso pandemia, che non facciamo niente, e vicino Pasqua, un mese prima al telefono, facciamo, non facciamo. Quindi è un motivo di orgoglio per noi avere tante giovani che ci seguono. Ecco, però servono i libri ovviamente, ma la vostra è opera di testimonianza, quindi che serve anche un po' a alleggerire l'argomento anche per i più piccolini, no? Senz'altro, senz'altro, perché se imparano da piccoli a capire certe cose, poi qualcosa gli rimane quando crescono. Non è tutto buttato via quello che si fa per i ragazzi, per i bambini. Allora approfittiamo dell'occasione anche per parlare della vostra attività, perché noi siamo TV di Territorio, non sappiamo che autunno sarà, ma noi cerchiamo di essere ottimisti. E voi come vi muovete sul territorio? Ma sul territorio... Se tu dici Dring e Delaide, credo che vi conoscono ovunque. Sì, sicuramente per il teatro.
Dopo 18 mesi, un mese fa abbiamo fatto la prima uscita, fermi. Avevamo un testo già pronto, attori, tutto, regista e tutto, ed è stato fermato lì. Abbiamo ripreso un testo vecchio, lo abbiamo riadattato e siamo usciti. Il problema è che non faremo neanche quest'anno la rassegna teatrale. Noi avevamo 10 spettacoli più uno per bambini, 220 abbonati, quindi tanta gente. Ci dispiace, non faremo forse neanche quest'anno. Abbiamo avuto un incontro con il sindaco e abbiamo rimandato tutto a settembre perché non si sa come andrà a finire. Ecco, senti, a proposito di teatro, rigorosamente in friulano? Sì, quasi tutto in friulano, anche se pensiamo di farlo, l'ultimo lavoro lì che siamo in 3 attori, di farlo in italiano perché abbiamo proposte dal Veneto, dal Pordenonese, e là capiscono poco o niente il friulano. E stiamo pensando di riportarlo in italiano. Il lavoro che cos'è? Si chiama Angela, è la storia di 2 anziani, diciamo, su 77-78 anni, che si trovano in un parco, poi arriva una signora e lì nascono i bisticci come i bambini, no? Tu hai parlato un po' più di me con lei, con finale a sorpresa. Un bellissimo lavoro, abbiamo vinto io e l'altro attore il premio miglior attore per il pubblico alla rassegna di Romans di Zonzo. Aldo, grazie. Grazie a voi. Salutaci Rivignano Teor. Senz'altro, grazie a voi. Grazie. Grazie Aldo Paron, noi adesso andiamo in pubblicità e finalmente il presidente del gruppo di amici di Cicunins è pronto per spiegarci che location è, come viene utilizzata e insomma come si svolge la rievocazione. Tra poco. Terza parte dello scrigno girato all'aperto, sono con Andrea Schifo, presidente dell'associazione, un gruppo di amici, aiutami. Un gruppo di amici di Ciconicco, sì. Che nasce quando, Andrea? L'Associazione Culturale Un Gruppo di Amici nasce all'indomani del terremoto nel 1976 grazie ad un foglio, un giornale che si chiama Cicunins in Primior, che i ragazzi di allora decisero così di distribuire nelle case per raccontare un po' di quello che succedeva in paese, ma anche raccogliere i ricordi, le memorie, no? Parlare un po' insomma del nostro posto, della nostra identità. E da lì hanno preso piede una serie di iniziative, tra cui anche quella della Sacra Rappresentazione più tardi nel 1978. Chi ha avuto l'idea? L'idea, adesso io non c'ero purtroppo, però è sempre da questo gruppo di giovani, no? Immaginiamo alla fine degli anni 70, dopo un periodo così di disgregazione, qual era stato proprio disgregazione forte, quasi come quella del coronavirus, no, di più forse che il coronavirus, no? Del terremoto, questi ragazzi facevano gruppo, avevano voglia di creare qualcosa insieme, di stare insieme anche per cercare di rinascere da questa crisi, e quindi è da attribuire sempre a quella generazione di persone qui del paese che hanno saputo mettersi assieme. Ecco, sullo sfondo, ti ringrazio, che musica è? Questa è la colonna sonora della Passione di Mel Gibson, dalla quale devo dire abbiamo attinto in alcune occasioni. Viceversa attingiamo anche ad altre musiche di qualsiasi autore o genere o da qualsiasi fonte. Questo perché la nostra rappresentazione cambia ogni anno e ogni anno c'è una colonna sonora diversa. Chi è che mette le idee, le mette su carta? Noi abbiamo un regista che è incaricato di scrivere il testo e selezionare il casting tra i nostri attori, che sono comunque persone comuni del paese, che non lo fanno di professione, ma anche di scegliere le musiche. Allora ti chiedo, perché li conosceremo, non credo che li avremo tutti, ma vogliamo incuriosirvi in base a quello che succederà il 17 e 18 del mese di settembre. Sì, esatto.
Il 17-18 di settembre proporremo la nostra 43esima sacra rappresentazione. Normalmente si tiene il venerdì santo, però negli ultimi 2 anni, causa coronavirus, c'era il lockdown, non abbiamo potuto farla il venerdì santo, abbiamo deciso di proporla più avanti nel mese di settembre. Ecco, si è rivelata una buona scelta perché ci consente di portare avanti la nostra tradizione, tant'è che anche l'anno scorso siamo stati gli unici in Italia, nell'anno di pandemia, nel 2020, a portare in scena una passione così. Abbiamo qui anche tra l'altro Lucia con il nostro costume di Ciconico. Sì. Buonasera. Buonasera. Sì, allora quella che potete vedere è la riproduzione dell'abito tipico di Ciconico di fine Ottocento, che è stato appunto, cui un esemplare è stato ritrovato in una vecchia cassapanca di una abitazione proprio qui del paese. E appunto abbiamo realizzato questa riproduzione che potete vedere, il grembiule che è stato ben colorato, appunto la gonna, la camicetta, il foulard, e da qualche anno insomma è stata realizzata anche la versione maschile. E tutto ciò poi potete insomma osservarlo in originale al Museo Etnografico del Friuli a Udine, quindi vi invito a farlo, ecco. Posso chiedere quanti anni ha? Io sì, ne ho 27. Ecco, ma indossare un costume che di fatto è storia di per sé, Sì. provoca qualche emozione? Sì, anche nostalgia per insomma dei tempi che non ho vissuto, però sicuramente per me è molto bello, sì, vestire appunto un abito tipico della nostra regione, che purtroppo appunto si è un po' persa questa abitudine forse, no? Sì, Che ruolo ha all'interno della rievocazione? Allora, quest'anno non sarò presente per vari motivi, però di solito insomma partecipo, ecco, però quest'anno... Ante pandemia che ruolo aveva? Avevo fatto sì, la donna, insomma, un ruolo femminile e poi anche nel popolo, perché appunto viene sempre coinvolto anche tutto il paese, anche per fare le scene insomma, della popolazione, insomma, sì. Senta, per le nuove generazioni la passione di Cristo raccontata così, forse è un po' più di facile approccio? Sì, sicuramente sì, più facile approccio, più coinvolgente, poi il regista è sempre molto bravo, ogni anno c'è insomma qualche cosa di diverso, c'è una prospettiva diversa, l'anno scorso era sull'amicizia, quest'anno sarà più anche sulla donna, la figura femminile, e quindi appunto si può, essendo appunto credo che sia una storia dal valore universale, si può sempre trarre qualcosa di interessante, che arricchisca anche insomma chi la legge, insomma. Chi l'ha realizzato questo abito? Queste sono delle signore di Ciconico, no? Se non erro, sì, che proprio c'è stato insomma un periodo di analisi prima di realizzarlo, sì. Grazie. Grazie a voi e niente, vi invito a venire alla rappresentazione, a vedere al Museo Etnografico questi stupendi vestiti e basta. Grazie. Grazie. Andrea, qui c'è ricambio. Avete creduto proprio nelle nuove generazioni proprio per garantire un futuro a questa rievocazione? Sì, è indispensabile dare spazio alle nuove generazioni per appunto assicurarsi un ricambio generazionale. Diciamo che al giorno d'oggi non è così facile. I ragazzi hanno molti stimoli, molte altre proposte, la proposta culturale, le tradizioni non sempre risultano così attrattive come le alternative che hanno. Per questo motivo l'Associazione Culturale Un Gruppo di Amis da qualche anno va nelle scuole qui di Ciconico e propone proprio i contenuti della nostra rappresentazione, non quelli religiosi, ma ovviamente i modi di fare, il know-how, le buone pratiche di conservazione del nostro patrimonio immateriale, li propone come dei progetti ai bambini delle scuole proprio per cercare un attimo di avvicinarli e di poter portare avanti questa tradizione. Ecco, una rievocazione guardata e apprezzata anche da lontano. Sì, allora noi facciamo parte di un circolo, diciamo così, di passioni che si allarga in tutta Europa ormai da anni, che si chiama Europassion, per cui abbiamo delle relazioni anche con degli amici europei, ma soprattutto abbiamo una rete italiana che si chiama Europassione per l'Italia, che lavora molto bene e sta portando avanti un progetto di riconoscimento della rete delle passioni italiane come patrimonio immateriale dell'umanità UNESCO.
Ci sono delle new entry quest'anno? Nel circolo, sì, mi pare che ci fossero un paio di new entry, adesso non ho memoria delle località perché sono spesso piccole località che però hanno tradizioni molto radicate, spesso devo dire nel sud Italia, infatti stiamo cercando di creare un po' di rete anche qua in Friuli con gli altri amici, non ho memoria di quali sono, però come dico ogni anno si aggiunge qualcuno proprio perché capiscono il valore di questa rete del mettersi assieme, come anche gli amici di Erto e Casso. Come vi siete organizzati in vista del 17-18, visto che ci sono insomma, delle regole da rispettare? Allora l'anno scorso le regole erano simili, però siamo riusciti al netto del Green Pass. Siamo riusciti a creare le distanze, a mettere i posti a sedere ben distanziati, a fare i controlli, a raccogliere le prenotazioni, a fare i controlli all'ingresso della temperatura, con l'igienizzazione. Avevamo del personale addetto diciamo, alla sicurezza che diceva dove sedersi, quindi ci siamo organizzati per far rispettare tutte queste misure e quest'anno, vista l'esperienza dell'anno scorso, credo saremo in grado senza problemi di adeguarci a quelle che sono le ultime disposizioni che includono la verifica del Green Pass. Andrea, quanta gente è arrivata l'anno scorso? E prima del Covid quanta gente veniva? Questa è una bella domanda, Daniele, perché prima del Covid noi facevamo il Venerdì Santo e il Venerdì Santo una rappresentazione del genere ha una certa presa sulle persone, per cui con delle condizioni meteo molto favorevoli arrivavamo anche oltre le 1000 persone, forse 2000 persone, no? Vedete qui lo spazio è grande per cui non ci sono problemi. Dopo il Covid, vuoi perché la rappresentazione non l'abbiamo fatta il Venerdì Santo, lontana dalla Pasqua, vuoi per un po' forse probabilmente la diffidenza, il timore delle persone, no? Al riaprirsi dopo un po' di tempo a questo genere di eventi abbiamo avuto qualche centinaio di persone, diciamo numeri non proprio diciamo, sorprendenti, però quello che è stato importante per noi è riuscire ad andare avanti con la nostra tradizione. Allora noi adesso ci fermiamo per un'altra pausa pubblicitaria e vedo che continuano ad arrivare i figuranti e nelle prossime 3 parti dello scrigno ve li mostreremo e vi magari racconteremo e descriveremo i costumi che indossano. Però con Andrea, sempre nelle prossime frazioni, vorrei capire come si organizza, cioè gli spazi come verranno occupati dalla rievocazione e poi credo che nella parte finale ci sarà una sorta di prova generale, così cominciamo a bozzare quello che succederà il 17 e 18 di settembre. A tra poco. Ancora buonasera da Ciconicco di Fagagna. Lo sentite, questa è una delle colonne sonore che di fatto accompagnano la rievocazione e qui su questo prato tenuto direi che più che in ordine si svolgerà la rievocazione. Abbiamo cambiato volti. Chi sono queste donne? Queste donne sono le protagoniste dell'edizione di quest'anno. L'edizione di quest'anno infatti scelta dal regista Giacomo Trevisan parlerà un po' del ruolo anche della donna, no? del ruolo della donna nel rapporto con l'uomo, con l'umanità, no? È quella che può portare diciamo, qualcosa di nuovo all'umanità per un futuro più positivo, no? Quindi ecco, sarà interessante affrontare un po' quello che loro rappresentano. La prima signora rappresenta? Flavia. Flavia, cognome? Flavia Foschiani. Quest'anno ha un ruolo un po' particolare, ve lo dice lei. No, non voglio... Vestita così non sembra, ma lei sarà il tentatore. Cara Foschiani, lei sarà anche perché? Anche perché per diversi anni ho ricoperto il ruolo della Madonna, quindi quest'anno c'è questa antitesi. Ed è molto interessante anche la prospettiva altra rispetto a Cristo. Ed è stato molto bravo, secondo me, il regista Giacomo Trevisan, proprio nella stesura dei dialoghi, che sono particolarmente significativi e mettono nell'elemento femminile quel particolare che offre veramente una prospettiva diversa, perché finora la rappresentazione era comunque incentrata sul maschile. E quest'anno veramente è un'ottica
nuova, molto molto diversa. Senta, ma la donna era rispettata a quei tempi? E io credo che sia stato, che il ruolo della donna sia stato molto difficile, perché sappiamo, la storia ce lo insegna, la donna subisce, partecipa come protagonista alla vita della famiglia, però sicuramente tutte le donne della storia del periodo di Gesù hanno tenuto un pezzo di mondo sulla schiena, in silenzio, magari inghiottendo delle lacrime o comunque facendosi forza. Ecco, forse l'elemento di forza era proprio il gineceo, quindi l'opportunità di potersi confrontare, e forse la divisione maschile e femminile aveva proprio il senso di rendere forte questa unione proprio di donne, che permetteva a loro stesse di sopravvivere anche. Fa un certo effetto sentire inghiotte e lacrime. Mi pare che anche al giorno d'oggi rappresentate un ruolo importante nella famiglia e ci sono molte donne che inghiottono lacrime anche oggi. Allora, questa cosa che mi dici mi mette un po' i brividi, perché la situazione della donna anche oggi non è semplice, mi emoziona molto, perché senza cadere un po' nella retorica, per cui scarpe rosse o varie altre situazioni che la cronaca ci mette quotidianamente sul piatto, secondo me ci sono molte donne, molte situazioni dolorose nascoste, che spesso anche sono veramente contrapposte a una realtà apparente di serenità, per cui credo sia veramente anche il motivo, e noi siamo l'esempio, di poter far vedere che le donne hanno tantissima forza e molte anche risorse. Attenzione alla Foschiani, ma se io posso darti del tu? Certo. Ecco, ma ti chiedessi di farmi un pezzettino, attenti a cosa risponde la Foschiani, perché mi ha già massacrato Quello prima. di quest'anno Attenti, eh? non mi sento di farlo, perché, come dicevo prima, brucerei un personaggio che mi emoziona molto. Tutti noi proviamo le nostre parti in silenzio a casa o camminando o al mare, per cui ti vedi che ti guardano. La cosa importante è che tu diventi quel personaggio, e noi che siamo assolutamente non professioniste, siamo persone Nella vita normalissime. cosa fai? Sono una maestra, però qui siamo tutti uguali, quindi c'è l'operaio, c'è l'impiegato, c'è la casalinga, c'è il nonno, c'è la nonna, ed è la forza del gruppo, quindi alla fine siamo un grandissimo gruppo coeso. Scusa, visto che vieni dal mondo della scuola, ma queste robe qua vengono insegnate a sufficienza? Allora, questo mi dai l'assist rispetto al progetto che noi portiamo avanti ormai da diversi anni, grazie all'aiuto fondamentale delle maestre della scuola primaria di Ciconicco, che collaborano veramente attivamente con noi, sono delle vere amiche, e grazie alla dirigente scolastica di Fagagna, a cui va la nostra massima riconoscenza, perché ci consente di poter rendere partecipi i bambini di questo progetto, che, ripeto, viene fatto purtroppo da 2 anni, è rimasto lì congelato, ma è pronto, e i bambini partecipano con profondo interesse, perché c'è una grandissima ricaduta, vengono a fare la Via Crucis, e questo garantisce continuità, inserimento da parte delle nuove famiglie che si inseriscono proprio nel tessuto sociale, e questa è un'opportunità notevole, perché coinvolgendo i bambini tu puoi catturare anche i propri genitori. Chi è questa donna? Questa è una ragazza arrivata quest'anno e ha mostrato da subito delle competenze, delle capacità emotive, personali, e già dalle prime prove ha fatto vedere chi è. E rappresenterà? Non Cioè, possiamo aprire tutte le scatoline, non possiamo. maestra, farlo. cioè, una dimmela però, scusa. Non possiamo, perché avrà un ruolo fondamentale. Lei, insieme ad un'altra amica, farà sì che un elemento fondamentale della storia narrata sarà, come posso dire? Potevi dircela a questo punto, mi giri intorno, cioè scusa. Allora, mettiamola così. Quest'anno loro saranno le protagoniste
dell'Annunciazione. Quindi sarà un momento fondamentale e lei è riuscita proprio a calarsi nella parte, diventando parte della storia, per cui lei con un'altra amica diventerà proprio, farà il corollario, creerà l'ambientazione affinché si strutturi questa parte del racconto narrativo, da cui parte la storia che si conclude, come sappiamo. Come si chiama? Emma, lei è Emma. Emma, so che hai tantissima voglia di parlare. No, sto scherzando, buonasera, sto anche cercando un po' di sdrammatizzare anche perché tu sei arrivata quest'anno. Sì, sì, infatti questa è una nuova esperienza per me e è davvero molto interessante e dalla prima prova si è visto subito il gruppo molto legato, d'altronde è da tantissimi anni che c'è questa rappresentazione e è davvero bello dopo questo periodo di chiusura, di un po' di stacco anche dagli amici magari, ritrovarsi con delle persone, conoscere delle persone nuove e fare nuove amicizie, nuove esperienze e condividere assieme questo lavoro, mettere l'impegno in questa rappresentazione. Senti, una domanda un po' intima, qual è il tuo rapporto con la fede? Allora, come molti altri ragazzi della mia età, io sono cristiana, sono qua friulana, quindi sono stata battezzata, ho fatto comunione e cresima, quindi sì, diciamo un legame un po' anche della tradizione, le radici della nostra cultura. Senti, quando indossi questo abito, che pensieri fai? Mi sento a mio agio, nel senso che credo che comunque provare ad immedesimarsi in qualcosa del genere, come fare questa rappresentazione, significa ripercorrere un po' i passi del nostro passato antico, quindi è importante conoscere la storia per poter approcciarsi al presente e al futuro. Ma cosa fai nella vita? Io studio al momento, sono una studentessa universitaria. Dove vogliamo arrivare? Dove ci porta il vento? Certo che siamo vicino a un campo di cioè te l'ho messa lì, però oltre al vento, che cosa vorresti fare? Sinceramente non ho un'idea molto chiara, ma mi piacerebbe molto comunque lavorare a contatto con le persone, che è una cosa che mi piace molto fare, e condividere come per questa rappresentazione dei momenti speciali e rendere ogni giorno una nuova esperienza, un momento importante che posso ricordare in un futuro. Ma sai cosa c'è adesso? So che devi un attimo spogliarti di questo ruolo, dobbiamo andare in... Pubblicità. Detto da Emma. A tra poco. Ed eccoci con la quinta parte. Anche qui, come in altri luoghi che visitiamo nelle nostre trasferte di Telefriuli, abbiamo capito che c'è molta unione anche per quella che è la messa a disposizione dei fondi. Questa è la scenografia naturale che ospiterà, e poi dovrò fare una domanda ad Andrea, si svolgeva la rievocazione dall'altra parte della strada. Tu sei Daniel Lizzi, sì, proprietario di quale parte di questo meraviglioso... siamo nella parte alta dove ci sono più alberi, mentre la parte bassa di Piero Itolo che ci diamo una mano, diciamo, a vicenda durante le preparazioni per tenere pulito il verde. Senti Daniel, allora Frassini, sto facendo un figurone, querce poi? Abbiamo carpini neri, come già detto le farnie, ciliegi, poi abbiamo un po' di tutto, abbiamo acacie, gli eilanthus, abbiamo veramente un po' di tutte le piante autoctone di qua, anche il bagolaro che possiamo vedere i due
quelli più piccoli che vengono da questa parte. Senti Daniel, tra l'altro sì, tu tieni pulita parte di quest'area, ma mi dicono che sarai anche tra i presenti alla rivocazione. Sì, 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 ci sono anch'io e quest'anno dovrei fare la parte del romano, del soldato romano. Quindi il macio, insomma. Quest'anno sì, dai. Sì. Da solo, con la fidanzata, con qualche tuo familiare? No, beh, per il momento dobbiamo ancora organizzare le truppe. Sì. Quindi, nel senso che tu vorresti portare la fidanzata? Per il momento non ce l'ho, quindi adesso non posso portare niente. Quindi lanciamo, se vi va per il 17, se c'è una donzella che vuole, quindi cosa potremmo metterti vicino? Che ruolo? Per me va bene. Tutto, perfetto, Sì. capito, benissimo. Signora, venga un attimo, a fianco a quest'uomo, quale potrebbe essere la figura femminile adatta? Allora, Daniel è una persona molto sensibile, molto generosa ed estremamente buona. Quindi io gli auguro di cuore di poter conoscere una ragazza che possa accompagnarlo nella vita, perché è una persona veramente in gamba. Cioè, ragazzi, questo qua è un appello, cioè, abbiamo rispetto per il Presidente della Repubblica, ma è una sorta di Mattarella di Ciccone, manca solo che esca col fogliettino e qui io ti faccio sorridere un po', maestra. Sorrido. Sì. No, perché non vorrei che pensassi che ti prendo in giro, ma abbiamo bisogno di, ci siamo stati chiusi, Ma certo. abbiamo riso poco, soprattutto Sicuro. i bambini chiusi. Ma certo. Allora Daniel, dobbiamo sfalciare ancora qualche volta prima del... Ma sì, ancora 2 volte diciamo, dai, prima dell'evento. L'evento che potrebbe, hai sentito cosa ha detto? Cosa? Che potrebbe arrivare la tua anima gemella. Speriamo, dai. Cerchiamo di tenere il prato in ordine, quindi facciamo un grandissimo figurone e quindi direi di andare un attimo da questo signore, è il più alto della squadra, giochi a basket? Giocavo. Tipico fisico. E tu invece rappresenti? Io sono il fariseo, capo della folla. Spiegami che cosa farai all'interno della rivocazione. Adesso è un po' difficile perché devo riprendere il copione, devo rivedere un po' le parti. Ma in estrema sintesi? Quello che deve rullare è più o meno crocifiggilo. Questo... Non è. Aizza la folla. Vieni Andrea un attimo, dicevo, e anche questo, scusa, il costume che te lo sei creato da solo? No, me l'ha dato sua mamma prima. La mamma che si chiama di Andrea? Sara, no? Sara mia moglie. Sara... Pardon, non mi ricordo. Anna. La ringraziamo perché sono quelli che non si vedono, ma guai se non ci fossero. Dicevo, da quant'è che si fa qui la rivocazione? Allora, bisogna fare da quant'è che non si fa qui? È un'altra domanda buona, nel senso che anni fa la rappresentazione si teneva su un'altra collina laggiù in fondo, dopodiché ci siamo spostati su questa collina qui, io credo una decina di anni fa, forse qualcosa di meno, e poi per cambiare un po' scenario ci siamo spostati dall'altro lato della strada, su un'altra collina molto bella, di proprietà del bene comune della comunità di Ciconico. Io ringrazio infatti la Congrua Familiare di Ciconico, anche il centro atletico ricreativo di Ciconico, Car Ciconico, che ci mettono a disposizione i terreni, oltre che i proprietari privati che li tengono anche bene. Ringrazio tutta l'associazione del paese. Dicevo, ci eravamo spostati di là per qualche anno e poi appunto volendo sfruttare di nuovo un'ambientazione diversa, uno spazio diverso, siamo ritornati su questa parte della collina dove possiamo beneficiare di bellissimi gradoni che ci danno più piani per le scene, un bellissimo fondale con gli alberi che verranno illuminati dalle luci. Là sopra ci sarà la crocifissione bella in alto, con quest'anno un elemento di sorpresa che non vi anticipo, e poi abbiamo tutta questa platea bella, diciamo piatta, che ci consente, anche ampia, che ci consente particolarmente in questo periodo di far rispettare il distanziamento. E quell'uomo là? E quell'uomo là è mio papà, adesso qua viene fuori tutti i legami, diciamo, le clientele, no? Però quest'anno farà Adamo avanti con l'età. Come si chiama tuo padre? A Marco. Allora Marco, io ti raggiungo, intanto ti chiedo, ma che figlio è Andrea? Ma Andrea è sempre stato un figlio che posso dire, sono orgoglioso. Fin da quando era alle materne
e organizzava sempre anche tutta la squadra, e tutti i suoi amici eccetera. Per dire la verità, boh, ne ha fatte di belle, di cotte anche, insomma, di cotte e di crude anche lui, è come tutti. No? Senti, tra l'altro Facebook insegna, ho visto tuo figlio e uno un po' più piccolino che lo aiutava al computer, lo conosci? Sì, sì, sì. Gioele, che sarebbe suo figlio, mio nipote. Sì, Sono diventato nonno anche, succede anche questo. per Meno fortuna. male. Esatto. Quant'è che ti coinvolge nella rivocazione? Ma diciamo che io sono stato uno dei fondatori della rivocazione. All'epoca, quando ancora si facevano le scene per il paese, cioè si andava in giro, si facevano i quadri viventi, ecco, no? Dopodiché c'è stato fai, molla, ritorna, eccetera, per diversi impegni, eccetera, così, no? Ma comunque si cerca di dare da fare, cerco di darmi da fare, dare una mano nel possibile, insomma, ecco. Quanto è esigente tuo figlio? Direi che è esigente, sì, sì, sì. Avete visto Il il giusto. linguaggio del corpo? Si è deformato il padre. Sì, 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 beh, d'accordo. Sì, sì, alle volte insomma anche ci maltrattiamo, voglio dire. Oltre a farci anche le congratulazioni e gli auguri, alle volte anche ci maltrattiamo, insomma, come in ogni buona famiglia, ecco. Chi è arrivato? È arrivato, è arrivato. Allora io vado da questa parte, saluto ovviamente ancora il papà di Andrea e poi come un pendolo andrò da quel benedetto uomo che penso soffra le pene, avrà un caldo. È ben agghindato, sì. Allora, diciamo, lo svantaggio di fare le prove a marzo, a aprile, è che le temperature sono un po' più rigide, no? Quindi ci si trova la sera, si prova tutti con la sciarpa, con la cuffia. Il vantaggio di fare le prove invece d'estate è che fa caldo, però forse anche troppo caldo per indossare i costumi della rappresentazione. Senti, la creatura vedo che è attratta particolarmente dal microfono e infatti giustamente si è accorto. Vedi il microfono, guardalo qua, guarda. Caro il microfono. Gioele, cosa dici a Daniele? Cosa gli dici? Che hai fatto anche tu? Tu hai già fatto la tua prima rappresentazione l'anno scorso, nella pancia della mamma, vero? Questa è la prima rappresentazione dal vivo praticamente. Fuori dalla pancia. Fuori dalla pancia. Sì. Quindi io direi di andare un attimo da quell'uomo là, presentamelo tu. Abbiamo Ennio che farà Caifa e vicino a lui c'è Stefano che farà Pilato, quindi due importanti autorità. Allora andiamo prima da Caifa e poi da Pilato. Scusa, ti ho fatto patire tanto caldo. Non sono problemi, perché quando non si lavora si resiste anche vestiti. Sei in pensione? Certo. Te la stai godendo un po'? Procuro. Bravo, bravo, goditela fino in fondo. Della rievocazione sei parte integrante da quanto tempo? Penso di averle fatte quasi tutte. Chi era Caifa? Un personaggio che a quei tempi dominava. Sei un personaggio dominante anche nella vita o solo nella rievocazione? Penso come tutti in famiglia. Senti, il costume, questo ti è stato sempre prestato o realizzato in famiglia? Beh, i costumi sono parte dell'associazione. Che, un anno si fa una parte, un anno si fa un'altra, perciò i costumi vengono anche cambiati. Comunque, Chi è quest'uomo? quello sarebbe Pilato adesso. E in arte Pilato, ma nella vita si chiama? E Stefano. Stefano, per lei, buonasera, è la prima volta? No, è la mia terza rappresentazione perché sono venuto a Ciconico da una decina di anni da Udine e mi sono subito però trovato questo gruppo di amici che mi hanno accolto, mi hanno dato l'opportunità di fare la rappresentazione a cui ci tengo molto,
con anche mia figlia e vengono anche i miei figli. Quest'anno farò Ponzio Pilato, quindi per me sarà una nuova prova perché gli anni scorsi ho fatto altro, insomma altre parti. Insomma è un tipo Ponzio Pilato che dice una frase secondo me che a un certo punto si inalbera con Gesù durante il processo, che lo interroga e dice: non ci potrà mai essere un... Scusami, fammi come se fossimo in piena rievocazione, prova a interpretarmelo. Tu sei pazzo! Non ci potrà mai essere un potere più grande di Roma e dell'imperatore! Ci hanno sentito fino come minimo a Martignacco. Ecco, questo però, ecco, Ponzio Pilato, che è anche lui una parte importante di questa vicenda, di questa storia, che però insomma anche lui insomma, credo abbia capito alla fine della mia parte. Io dovrò lasciare un uomo pieno di dubbi, cioè che alla fine ha capito che quest'uomo insomma, che vanno a crocifiggere, insomma Caifa, i sacerdoti e la folla, si è reso conto insomma, che sarà stato commesso un grande errore. Ecco. Grazie. Prego. Io vado a questa signorina, che, lo so, già il labiale, se vuoi ti mostro la VAR, è mio... Così. Sì. Ma è arrivato prima tuo padre nella rievocazione o tu? No, prima lui, anche perché io poi comunque ero all'estero sempre, però mi ha cercato comunque di tirare insomma dentro questo giro, ma con piacere perché insomma anche a me piace recitare e inizialmente appunto ho fatto delle insomma parti nella folla, poi sì, anni scorsi sì, ruoli femminili insomma. Dove andiamo adesso? In che senso dove andiamo? No, in pubblicità. Ah, in pubblicità! Cara, come ti chiami? Lucia. Lucia, a tra poco. Ed eccoci ancora con voi, siamo arrivati alla sesta frazione di questa trasmissione, Lo Scrigno, che abbiamo realizzato ancora una volta in esterna proprio per essere un po' più liberi viste le restrizioni Covid che non sta mollando, i contagi sono in lieve aumento e al momento l'unica strada per chi vuole, lo sottolineo, per chi vuole è il vaccino, quindi non servono tanti slogan, al momento questa è l'unica cura che abbiamo a disposizione, anche perché va ricordato che i decessi per fortuna sono praticamente azzerati e gli accessi in terapia intensiva si riducono a pochissime unità, quindi evidentemente qualche passo in avanti lo stiamo facendo. Ma parliamo della rievocazione che si svolgerà nelle giornate del 17 e 18 di settembre. Andrea, questa signora che cosa attende? Questa signora, come molte, all'arrivo di suo marito a casa la sera attende. Scopriamo che è in realtà Eva, avanti negli anni, un po' più avanti negli anni, insomma. La nostra rappresentazione non propone solo scene del Nuovo Testamento, della Passione, ma per raccontare, siccome cambiamo ogni anno tema e diciamo vogliamo proporre delle riflessioni diverse, ci avvaliamo anche di scene dal Vecchio Testamento, dall'Antico Testamento, e ci sarà la scena della Genesi con due giovani, Adamo ed Eva, poi questi giovani più avanti con l'età sono ancora assieme e vediamo cosa succede. Allora proprio vi mostriamo questa prova in presa diretta. Salute, salute e salute a chi è a casa. Salute, ho detto. Salute. Mi tieni il broncio? Che ho fatto? Dico, un uomo non può neanche affogare i brutti pensieri, già la vita è una miseria. Potrebbe esserlo di meno se gli si desse uno scopo. Ora non ci rimane altro. Non sono neanche entrato dalla porta e già riattacchi. Dico, è colpa mia se non li prendo a lavorare quelli della mia età. Che ci devo fare?
Almeno potresti tentare, anziché passare la giornata... Io non ci tento. Oggi di primo mattino ero già alla porta di mezzogiorno, sperando di essere chiamato da quelli che prendono lavoratori a giornata per la campagna. Ma prendono sempre prima i giovani. Che ci devo fare io? Dico, che ci devo fare io? Niente devi fare. Almeno potevi tornare a darmi una mano. La Pasqua si avvicina, arrivano i pellegrini e potrei fare buoni affari con tuniche come questa, tessuta tutto d'un pezzo. Lavorare. Penso dopo le parte, cioè, poi si un'icchia pasta. Allora, era una ti trovo molto a tuo agio, vedo che interpreti. Sì, il primo pomeriggio così ho un litretto di quello rosso, insomma, andato bene, insomma. Senti, questo, ma che ci devo fare? Ripetuto più volte? Sì, d'altronde sì, diciamo la situazione anche all'epoca non era molto diversa da quella che si ripete, che si è ripetuta nella storia e si ripete tuttora. Cioè chi ha una certa età, arriva a una certa età, purtroppo si trova a un certo punto anche tagliato fuori e si ritrova poi in una condizione anche familiare non delle più semplici, ecco. Però la signora dice basta che tu insomma muoviti, vedrai che lo trovi. Sì, e poi logicamente c'è tutta una serie di batti e ribatti, così, cioè voglio dire, c'è l'Adamo ed Eva dove la loro situazione familiare non è una di quelle molto semplici. Nella storia hanno avuto dei figli e hanno perso anche i figli, cioè anche i figli Caino e Abele hanno avuto la loro storia, insomma. Qua si ripete la storia dove loro hanno perso i figli e praticamente anche nei confronti, cioè voglio dire, dell'Altissimo di Dio c'è un atteggiamento un po' anche di sfida, cioè di sentirsi un attimino abbandonati, ecco, nella vita, di non avere quell'appoggio, no? Così. Cioè, diciamo, una sacra rappresentazione dove appunto si parte con questo atteggiamento così un po', no? Dalla creazione poi si va avanti e poi tutto il resto, insomma. Ecco. Grazie. Prego. Allora Andrea, stiamo andando a chiudere questa trasmissione proprio con una sorta di anteprima di quello che succederà su questo terreno per davvero fra qualche giorno. L'ultima domanda che ti faccio è: gli spazi come verranno occupati? Sì, allora c'è da dire che ancora dobbiamo allestire le scene, no? Si vede ci sono solo un po' le tracce, ci sono le basi, no? I palchi. Ogni anno noi cambiamo come il testo, cambiamo anche l'allestimento, la rappresentazione. Questo palco qui in centro che stiamo filmando adesso sarà il teatro per la flagellazione. Avremo una flagellazione proprio in centro alla scena, quindi abbastanza importante, e in basso a sinistra, lì dove c'è la cassa, invece ci sarà Pilato, con una parte diciamo privata della residenza di Pilato dove lui interloquirà con sua moglie, quindi è un'altra donna che entra in gioco, no? Mentre nella parte più verso il pubblico ci sarà la parte pubblica dove Pilato parla con Gesù, dove la folla interviene, no? In alto, sulla collina, sopra i gradoni, come dicevo prima, c'è sempre la nostra crocifissione, bella in alto, appunto sembra proprio di essere davanti al Golgota, e quest'anno, come dicevo, ci sarà un elemento particolare che arricchirà tutta la rappresentazione, ma poi si rivelerà anche particolare per la crocefissione.
lì dove ci sono quelle scale che scendono dalla collina, diciamo c'è un angolo di Gerusalemme dove si riuniscono i sacerdoti per analizzare un po' quello che fa Gesù, come scombina un po' quello che sono le loro regole, le loro convinzioni di fronte alla gente, li mette in imbarazzo e li trameranno anche la sua cattura. No? E all'estrema destra qua quest'angolo che rivisiteremo non appena ci metteremo, diciamo, al lavoro, sarà la casa di Adamo ed Eva, nella scena che abbiamo appena visto. Poi ci saranno altre scene, diciamo così, volanti, cioè nel senso non saranno volanti, saranno fisse, però non supportate dai palchi che vediamo adesso. Ci saranno delle donne che lavano i panni su uno dei gradoni qua della collina, e intanto intrattengono una conversazione, e ci sarà ovviamente la parte molto interessante, come diceva Flavia prima, della tentazione di Gesù, con il diavolo tentatore che lei interpreta, quindi questo colloquio intimo tra di loro dove Gesù viene messo alla prova. E questi saranno gli spazi, insomma. Abbiamo una collina molto bella, come dicevo, di sera arricchita dagli effetti delle luci e dalle scenografie che gli uomini del paese, i collaboratori dell'associazione, che ringraziamo per la loro disponibilità, si adoperano a mettere in piedi, assieme alla scenografa Luigina Tusini. Ecco, e questa quant'è che supporta questa persona la rivocazione? Luigina Tusini, io faccio sempre fatica a tenere il conto esatto degli anni, però credo di non sbagliarmi se dico una decina d'anni più o meno, sì. È arrivata da noi quando ancora facevamo qui la rappresentazione i primi anni, poi ci siamo spostati di là, ci ha seguito per tutti gli anni anche di là, per cui sono abbastanza tranquillo nel dire che saranno almeno una decina d'anni. E la professionalità di Luigina è determinante per ideare le scene, no? Lei fa i disegni e i nostri uomini danno forma ai disegni, alle idee di Luigina, e poi lei arriva qua le ultime settimane, li completa con la sua abilità, con la sua bravura, arricchisce con colori, con stoffe, con drappi, con effetti particolari che noi non siamo in grado di fare. Andrea, grazie di cuore. Vedete le persone che mi hanno accompagnato nella realizzazione di questa trasmissione. Ovviamente saluto Francesco Snidero per il supporto tecnico, e quindi io vi ringrazio. Questi sono i figuranti della rievocazione di Ciconicco di Fagagna, e mi piacerebbe chiudere con un'immagine di speranza. Qui l'ha ricordato prima Andrea, è stata l'unica rievocazione d'Italia a essere effettuata nonostante il Covid, e là ho visto probabilmente un volontario, un componente del Ciconicco Calcio che sistemava le zolle del campo sportivo, e là c'è non so se un allenatore, un volontario, potrebbe essere anche il genitore di un ragazzo che palleggia, quindi ci sono segni di una ripartenza prudente, quindi è una battaglia che dobbiamo ancora vincere, ma speriamo di farcela. Con questo messaggio di speranza, che penso sia condivisibile dai più, io vi ringrazio e vi saluto da Ciconicco di Fagagna. Prossimo appuntamento ovviamente martedì prossimo su Telefriuli, canale 11, cioè 2 volte numero 1. Buonanotte, arrivederci.